È un bel giallo per Politano. Va bene che lo spendi, ma adesso dovresti uscire dal campo. È esausto, non può farle tutte 70 minuti, basta. 66 minuti, basta. Dai, amici bellini, dai. Ad oggi, forza. Sapete, avevo messo Elmas, ma si era capito che avrebbe giocato Neres. Ma è tornato Amir. Proprio curioso di vedere gli accoppiamenti. Vedi come siamo aggressivi, lo sapevo. Bravo Di Lorenzo. Diao, non cominciamo tra Diao e Leao. Molto aggressivi, avevo detto. Però dobbiamo fare di squadra tutti. Bravo Anghissà, Maronna Neres. No, Sì, Scott. Mannaggia. Bravi. Fallo. Il portiere non lo devi pressare perché però si avanza. Dai. Occhio, Savic. Bravo, buongiorno. Mamma mia. Cachere. Vai Scott, si è inciampato da solo. Nico Paz, altra 0,4,50. Boh, noi dovremmo approfittare di un difensore che entra freddo. Lukaku. È bello rivedere, ci serve anche quella cosa di leadership. Dai. Chi sta? Zufferli, il mago Zufferli. Zuffolo di vento che si sente. No, Rachma. Bravo Spina. Se si abbassa pure Morata, che non dà punti di riferimento, è tosta perché sia Rachmani che Buongiorno devono andare. Quindi Gilmour sta andando su Perrone. Højlund ha fatto una luccata qua, No, bravo Spin. Alzati Nico Paz, ti sto odiando. Vai Neres. C'è, era perfetto. Era perfetto. Grande intervento del difensore, era perfetto. Neres alla bandierina piace perché c'ha più, la alza un po' di più di solito. Esatto, guarda come la alza bella. Mamma mia, che lancio di Milinkovic per Politano. Bravo Rachmani. Ha chiuso Morata un gol. Ma che cos'è questo? Vabbè, Nico Paz sta fuori. Vai Neres. Lavezzi. Che coraggio dire che non c'è niente quando tu proprio col piede proprio a martello. Questo è proprio il piede a martello sul piede. Posto fallo di Perrone che stavamo ripartendo. Se non fosse stato già ammonito. Zufferli, quale magia. Zambone. E allora che ho giallo purissimo. Partita tosta, cattiva, io l'avevo detto, i gialli del Como. Ma che frega, non vi permettete. Nico Paz, trave a Barri. Bravo Milinko. Poi ma pensavo che stava in vantaggio. Ha detto che ha tolto la mano, ma pensavo che era proprio in vantaggio per prendere il pallone. Sì, è rigore netto. Morata gli sposta il pallone e lui lo travolge. Milinkovic, male. La toglie la mano, ma dopo. Io non vi so nemmeno dire come si è sviluppata l'azione perché stavo ragionando e guardando la posizione di Neres che sta facendo la seconda punta in fase difensiva, dando lui una mano invece delle mezze ali, che sposta di nuovo McTominay sul terzino e non mi fa impazzire. Ma tutto ciò sono chiacchiere. Beh, non è che li può parare tutti. Non lo guardo nemmeno. Milinkovic Savic, lo sapevo! Gioca! L'ho fatto apposta per pararne un altro. Che brutto rigore che ha tirato Chist. Centrale, brutto. Dai, adesso utilizziamolo come schiaffetto come abbiamo fatto con il Lecce, dai. Vai Scott, bravo. Tiro meglio. Non mi scrivo niente. Sta molto basso Politano. Sta altissimo Vaglie, questa è la verità. Piglialo sta palla Gilmour. Fallo di Adai, dai. Fallo di Adai. Bel sombrerino di Scotti, dai. Sta Spino, come sta centrale? Bravo Gilmour, vai Neres. E stanno sempre a Derghi. Gesù, e sviene da solo, va all'impatto dopo 3 ore, sviene, non è possibile. Com'è bello Oriali. Savic, s'attaccò, maronna. Sta sempre in terra, Diao, mamma mia. Bravo Anghissà. Scott, bravo. Di Lorenzo attaccò Diao. Maronna, mi tutta la partita, dai. Quanto soffre Di Lorenzo sti giocatori qua. Gilmour tutto a posto. Povera Taiuca Oriali. Ma perché? Stai strappato pure.
Signori, bisogna fare qualcosa, Rongoni sta rovinando una squadra. Lobotka è in panchina, ma non credo già pronto, ma non fatevi male. Ci va chissà centrale, voglio immaginare, no? La partita è troppo intensa secondo me per buttare subito Lobotka dentro. Deve riprendere minutaggio in un finale di partita probabilmente. E pare che sta proprio Elmas centrale. Bravo Neres. Oh, fallo! Falli! È una roba inaccettabile. Guardate che quello di Diego Carlos su Neres è ancora più ammonizione di quell'altro. Volano zufferli proprio. Sai quando gli dai quegli zuffetti? Vai Elmas, Marò, se fai una grande partita pure da regista, io non so. Bravo Neres. Di Lorenzo, tu stai venendo proprio a diavolo, dai. Ma è strano sta barriera Kamis Milinkovic Savic. Sì. Bravo Oilund, bravo. Bravo Elmas. Bella palla spina, vai Neres. Scott. Deviato. Spina. Bella partita, permettetemi, bella partita. Polità. Bravo Frank. Un secondo palo, non c'è nessuno. Vabbè, dai. Questo richiamo ma senza ammonizione per Potenza. Hanno perso tipo un buon 20 secondi in più. Bravo Elmas. È pazzo, bravo. Se la spillava, qua era gol di McTominay. Diago. Serve un aiuto a Di Lorenzo là, Politano, devi dare una mano. Se no, con metti a Lang, a chi sto fu. Bravo Scott. Nico Paz. Avata. Sapete, no? Che nel mio fantacalcio morto De Bruyne è Nico Paz che nel mantra mi deve fare quello che mi deve fare. Non oggi. Oggi si deve perdere. Un po' perché tengo Milinkovic a porta, quindi. Non importa. Lo tengo in porta, non importa. Mamma mia, dai. Hai fatto quello che volevo. Bravi. Ma con me c'è caduto una data con quell'acchist. Facile. Un primo tempo, sebbene spezzettato da tutti i falli e delle cose, comunque con un ritmo alto quando si va avanti e indietro, immagino divertente anche per i tifosi neutrali. Voglio sapere che ne pensano i tifosi neutrali. Perché ci danno un chip, ma un chip... Noi vogliamo un chop, un chip e un chap. Vabbè, ma io clicco sul timer, se voi fermate il... Vabbè, farete. Pausa. Ma io ero convinto, vedendo Gutierrez, che fosse uscito Di Lorenzo e metti Spinazzola a destra. Spinazzola, che è successo? Gutierrez! Poteva avere senso, togli Di Lorenzo in una giornata, no, lo fai riposare per la prossima, sposti Spinazzola. Poteva avere un senso, però così devo pensare che pure Spina ha avuto un problema. Rongoni? Però un cambiamento lo vedo. Cioè McTominay più avanti di Neres qua, perché potrebbe aver senso sulle accoppiamenti. Calma. Se facciamo sempre palla lunga su Oilund ne prendiamo poche, È vero che loro hanno il recupero alto più forte della Serie A. Bravo Elmar. Bravo Rachmani. Il campo non mi sembra in grande condizione, Polità oggi, Polità. Vai Di Lorenzo. Vai Politano, sveglia! Io calcio di punizione, pallaccia in avanti verso Oil. Non stiamo giocando più, non ci stiamo provando. Tomini! Sembrava più innocua. Piglia di sta palla, buongiorno. Vai Politano, vai! Madonna mia, che peccato! Bravo Elmas! Politano. Io soffro. Bravo Elmas, quante palle stai recuperando? Bravo Neres. Fatelo, Achille Smolcic. Dai. Bravo Scott. Marò fino in fondo. Politano. Bravo Elif. Neres. Bravo. Vai Neres, non è finito. Metti una bella palla Gutierrez. Quasa. Vai Matteo. Col destro è bello morbido. Troppo morbido. No, vabbè, ma non puoi fermare il gioco così. Ma veramente? Non era riuscito a toccare proprio niente, signor telecronismo. Yao sta sempre in terra, Di Lorenzo si fa sempre. È un bel giallo per Politano. Va bene che lo spendi, ma adesso dovresti uscire dal campo. Esausto, non può farle tutte tanti minuti. Basta.
66 minuti, basta. Bravo, buongiorno. Vai, Oilund. Ma perché siamo così poco ficcanti oggi? Aronami Scott, che stavi combinando? Doppio palleggio e tira a vo'. Non abbiamo sfruttato per niente il fatto che Smolcic fosse ammonito e che andava puntato con Neres. Lo dovevi sfruttare. Sta trasendo, no, alzatevi. Comunque lo strattona anche lui, Elmas, non puoi dare il giallo qua. Ad asci Neres e non può asci Polità. Vabbè. È arrivato Don Raffaele, adesso segniamo. Bravo Lang, dai. Bravo Lang, dai. Eccolo l'inserimento. Oilund, non cadere. Dai Lang, pigliato un rigore, non fatto, mannaggia, niente. Scotti. Bravo Lang, un po' di iniziativa, bravo, stai crescendo. Di Lorenzo. Bravo capitano, dai, datti una scrollata. Elmas ha fatto una magia qua, Ha fermato sto contropiede spalla a spalla senza fare fallo da ammonito. Mamma mia, Elmas migliore in campo. Poi lo diamo volentieri a quello che segnerà questo gol. Esco! Oilund. Non ti fa fa. Bravo Noah Lang, mettila Gutierrez. No! Elmas! Signor Zufferli, lo vogliamo chiamare il fallo su Rachmani, che qua rischiamo. Arriva adesso. E mo penso si sposta Elmas a destra. Il 5 ottobre un bel cross per Lucca. Vai Lang, alziamoci. Lucca col tacco. Bello Elmas, su. No, mi scrivo proprio niente. Chissà, non la perdere. Troppo bello il modo in cui McTominay guarda l'arbitro senza dirgli niente, che gli ha chiamato un fallo che non esisteva. Così deve essere, proprio lo guardi, sì, ti ascolto, ma stai dicendo zufferlate. Vai Luca, fammi vedere che la vuoi pigliare sta palla. Ma chissà. Vai Elmas. Niente. E va bene, non lo so il titolo se sarà un ottimo punto, un buon punto, perché alla fine io ho avuto una sensazione di un Como superiore a noi. E nel totale così. Però l'aver tenuto botta, secondo me più di così oggi non si poteva fare. Quanti like mi date? Grande mela che non dorme mai, il frutto delle scelte di una vita che racconta.